Un altro gioco che facevo quando ero in Frus, ma proprio all'asilo, era quello di lavorare con le fuesi dal morale. Beh, il morale lo conoscete tutti, no? Perché qui in Friuli ogni cortile ha un morale. Intanto palombre, per dare di mangiare ai cavalieri, che è il bacco da seta, che tutto il Friuli ha lavorato col bacco da seta. E dopo anche i palimoris, che sono gustose, sono bianche e nere, spellavano la morale e praticamente si cuciva, si tagliava il picciolo, il mani per furlan e si faceva così e si cuciva. Avevano di fare quel lavoro qui e preparavano i vestiti, erano una sartoria a pieno ritmo. Praticamente si faceva i coronis e diventavano tutti principi e principesse. Ecco, questa era già una coroncina, magari io l'ho fatta masse corte, un po' masse picciole. Si veniva a casa con le tiracchi, il giro della vite, in pendolone, la cotule. Era una maniera per tenere i frutti impegnati, per dare un lavoro con fantasia praticamente e anche stimolare la creatività, no? Perché noi lavoravamo, non facevamo fente. Avevamo tutto di preparare i nostri vestiti e dopo si veniva a casa cantante, tutti orgogliosi di quel vestito, tutto il giro della vita e dopo si metteva così. Si continuava, si facevano le cotole come vestiti, come avevano cotole di sole dai vestiti, no? Sapete che siete in team lontani, ma non sono così lontani. Si faceva di 60 anni fa. E come è autunno anche, la fue, è già manco il verde, si sta per secchiarsi, ecco là. Quindi è un po' più difficile anche di fare, no? Perché ha manco il... Ecco, bello. Per dire l'esempio. E si lavorava e si veniva a casa vestiti con le tiracchi, la cotole, la coroncina. Erano tutti orgogliosi di aversi fatto un vestito. Ecco, vi ho detto. Praticamente facevano un tessuto, veniva una stoffa. Ecco. Magari avresti di imparare dalla natura a usare tanto la natura, no? Quindi anche un gioco così, a un frutto d'estate, sull'orlo di un fiume, là che si può stare all'aperto, ma così bello che viene il Friuli, così verde che è, così bello che è la chiarnia, che in primavera è bianca, in estate sono i verdi, e come in autunno, tutti i fuochi, tutti i colori, non convente tanto per giocare, basta avere un po' di fantasia. Mandi, come che dicono in Friuli, in man di Dio, che lei è inshallah. Se vuole dici, io credo che i giusti io facevo anche in Tunisia, anche in Egitto, noi che siamo in nome qui, perché alla fine, grazie, siamo tutti compagni, siamo tutti fratelli, tutti fratelli di fatto.